Il presidente Zelensky ha convocato una conferenza stampa a Kiev. Andiamo allora in diretta da Emma Farnè. Emma, cosa sta dicendo Zelensky? Una conferenza stampa organizzata in una stazione della metropolitana, interrotta anche dai treni che passavano con massime misure di sicurezza. Zelensky ha ribadito: resto qui, non vado da nessuna parte, non mi muovo fino alla fine della guerra. Sentiamo le sue prime parole. Lo sentite? Questo è l'ultimo treno. L'ultimo, solo per oggi. Sentiamo il rumore di questo treno della metropolitana. Questa è la risposta ai tentativi di uccidermi. Io non ho paura. Le mie guardie hanno paura, non io. La mia famiglia ha paura che mi uccidano. Io no. E Zelensky poi ha ribadito: la guerra può essere finita solo da chi l'ha iniziata, quindi dalla Russia. Ha anche detto: non voglio incontrare Putin, ma devo permettere fine a questo conflitto, ma ora in questo momento non è possibile, dobbiamo far tacere le armi.